Sardegna si parte, si va a esplorare tra luoghi nascosti da raccontare, avventure, sorrisi e tanta energia. Con i Family in Explorers ogni giorno è magia, ormai è magia. La litoranea occidentale, strada romana tra Porto Torres e Taros, passava anche da Cornos. Di questa nella zona di Sarquitu resta un ponte, sul Rio Ozzana, che scorre al limitare della pineta di Isarenas. Tra il campeggio Bella Sardinia e il villaggio turistico Le Dune, su una strada bianca si raggiunge alla fine della discesa il ponte mascherato da sentiero. Per vederlo bene bisogna scendere nel letto del torrente, ormai utilizzato come discarica. Così si può ammirare la parte inferiore ancora ben conservata, inglobata in mezzo alle dune di sabbia. Non sappiamo con esattezza se questo ponte aveva una o 3 arcate, per il momento ne emerge solo una dalle sabbie. Si pensa che il ponte sul Rio Ozzana era parte della strada romana che congiungeva Fordongianus e Cornus ad un'altra città ancora sepolta sotto le dune di Isarenas. Camminandoci sopra quasi non ci si accorge che si è sopra un ponte, essendo coperto da fitta vegetazione.